Monza anche temperature in leggera diminuzione. Con questo è tutto. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Babboleo News, economia e finanza. Con il sottoscritto Fabrizio Valenza e con il professor Marco Cassinis qua di fronte a me. Ben trovato, professore. Buongiorno Fabrizio, buongiorno agli ascoltatori. Oggi annunciati da questa voce altisonante e quindi andiamo subito cominciando. Abbiamo un sacco di temi e un sacco di cose da raccontare ai nostri ascoltatori, subito con il primo tema, che è questo. E quindi con il salone nautico e una barca, insomma, che è andata. Direi un transatlantico più che una barca, sì. E un transatlantico che è andato bene rispetto al Titanic che abbiamo sempre tutti in mente come transatlantico. Esatto. No, devo dire, il salone è andato piuttosto bene, ha battuto un po' i record che ci si aspettava. Abbiamo chiuso infatti a livello di visitatori 188.404 con un più 8% rispetto al 2018. Quindi direi i numeri sono buoni come visitatori. Poi ovviamente quello che conta è anche quante barche, quante imbarcazioni, quanti yacht si venderanno. Quanto business si è generato. Sì, però mi sembra l'indotto anche locale, territoriale. Certo, infatti scendevo le cose a livello di produttori, che sia barche componentistica, poi avremo una serie di testimonianze, mi sembra ci sia soddisfazione. La qualità c'è stata, visitatori nazionali e internazionali ci sono stati e questo è positivo. L'altro punto è quello relativo alla città e all'indotto generato, con l'ottica di quel fuorisalone Genova città della nautica. Credo che sia stato tutto veramente alle migliori realizzazioni delle aspettative che c'erano. Infatti l'edizione prossima, 60ª, quindi secondo me avrà festeggiamenti particolari dal 17 al 22 settembre 2020, e poi tutti i complimenti anche da parte del sindaco Bucci, del presidente della regione Toti, insomma accordi che vengono fatti, si lavorerà bene e a medio-lungo termine su questi temi. Andrei adesso a sentire qualche testimonianza degli espositori. Qualche addetto ai lavori, a cominciare da Michela Fernicola, che è marketing manager di CMC Marine. CMC Marine quest'anno presenta una nuova linea di stabilizzatori elettrici, la linea si chiama Waveless, punta a un mercato di barche dai 12 metri in su. Con questa nuova linea ieri ci è stato consegnato il premio ADI per l'innovazione e il design, di questo siamo molto orgogliosi. Questa espansione di linea ci permetterà di raggiungere dei nuovi target, barche sia più piccole che quelle invece più grandi, dove siamo leader di mercato. Poi c'è Paolo Lomanto, responsabile commerciale di Lomac. Siamo contenti di essere qui a giocarci una partita sicuramente in un mercato non facile, ma di giocare in casa dopo essere stati a cominciare a fare le prime fiere della stagione all'estero. Siamo contenti di aver portato qua il meglio della nostra produzione, con davanti a noi 4 modelli da 10 metri a 14, una primizia per il mercato italiano, cioè un 12 metri, e una novità assoluta di una fascia un po' pelo più piccola, cioè un 8,50 metri. Noi crediamo in questo mercato, ci affascina comunque essere con così tanti competitor, perché la fiera ha veramente tanti competitor, ma una sfida sicuramente intrigante e da cui non ci vogliamo in alcun modo sottrarre. Roberto Coven invece è il sales manager di Besenzoni. Innanzitutto, per quanto riguarda Besenzoni, seguendo sempre la filosofia di innovazione e di tecnologia dell'azienda, abbiamo presentato le più significative passerelle della nostra gamma, assieme praticamente alle nostre poltrone pilota, che sono praticamente il fiore all'occhiello dell'azienda, volte evidentemente a dare comfort e soprattutto ergonomicità nei comandi dell'imbarcazione, assieme evidentemente a tutto quello che è il panorama Besenzoni, quindi una gamma dall'imbarcazione di 20-25 piedi fino all'imbarcazione di 35-40 metri senza alcun tipo di problema. Proseguiamo con William Besana, che è il territory manager di Navico. Navico ha partecipato anche quest'anno al Salone Nautico di Genova con i suoi brand Simrad, Lawrence e B&G. È stato un anno con tante novità, come il Simrad Cruise, un combinato ecoscandaglio cartografico in versioni da 5, 7 e 9 pollici, semplicissimo e intuitivo da utilizzare. Lawrence ha presentato un nuovo Ghost, un motore elettrico per acqua dolce, costruito seguendo le esigenze dei pescatori.
concludendo con B&G che ha presentato i nuovi sensori del vento wireless e verticali innovativi. Come si vede, la nostra elettronica infatti risponde a tutte le esigenze di chi va a motore, di chi va a vela o pesca per passione. Nel nostro spazio di economia, società e finanza stiamo ascoltando qualche protagonista, qualche addetto ai lavori coinvolto nel Salone Nautico. Tocca a Riccardo Tumbiolo, che è importatore esclusivo di Oryx Yacht Silvercraft. Siamo gli importatori esclusivi per l'Italia dei marchi Oryx e Silvercraft, che sono imbarcazioni costruite dal cantiere Gulfcraft basato negli Emirati Arabi. Al Salone di Genova abbiamo deciso di presentare in anteprima per l'Italia il modello Oryx 379, che è uno sport cruiser di 38 piedi dalle linee moderne, e un Silvercraft 36, un walk-around per la pesca e l'uso giornaliero. Abbiamo avuto un ottimo riscontro di pubblico da parte dei nostri visitatori e questo direi grazie anche a un salone nautico ben organizzato. Alessandro Russo è Sales Manager di Yamaha Marine Italia. Yamaha ha presentato quest'anno tutta la gamma fuoribordo, a partire dal 2,5 cavalli fino ad arrivare alla famiglia XTO, con la novità rappresentata dal 375 cavalli. Yamaha parla anche di green grazie ai 3 nuovi prodotti elettrici, uno completamente dedicato all'acqua salata, ma soprattutto rilancia e supporta la piccola nautica ligure colpita dalla mareggiata dello scorso ottobre attraverso il progetto Gozzo Cinque Terre. Inoltre è presente tutta la gamma battelli capelli powered by Yamaha. E poi c'è Paolo Sanguettola, titolare di Tuccoli Fishing Boats. È già il terzo anno che partecipiamo al Salone Nautico di Genova e senz'altro abbiamo notato un costante aumento delle presenze. Quest'anno abbiamo esposto 3 modelli nuovi, il T280 fuoribordo e le 2 versioni del T250, il VM e il Capraia. Abbiamo contato 290 visitatori a terra e abbiamo registrato 50 prove a mare per un totale di 180 persone che hanno provato la versione VM, costruita in collaborazione con il pluricampione del mondo di pesca Marco Volpi. Già al terzo giorno di salone aveva effettuato più di 20 ore di moto col nuovo 300 cavalli Suzuki. Siamo molto soddisfatti dei feedback ricevuti e aspettiamo di raccogliere i frutti di questa esperienza, che comunque sta risultando veramente entusiasmante. Professore, mi sembra siano tutti abbastanza soddisfatti di questa partecipazione. Decisamente sì, tutti soddisfatti. Se i nostri ascoltatori hanno notato, abbiamo cercato di dare una panoramica abbastanza ampia, quindi dalla componentistica, accessori, elettronica, piuttosto che la motoristica, acqua dolce, acqua salata, l'imbarcazione grande, piccola, insomma un po' tutto quanto. Paolo Sanguettola tra l'altro è uomo di finanza che si è avvicinato alla passione della barca e ha rilevato poi il cantiere facendo un investimento, ristrutturando, ed è un'azienda che è andata piuttosto bene, ma tutti veramente sono stati soddisfatti. Questo è quello che conta. Insomma, il nostro territorio, anche intendendo come manifattura, è andato bene. Se facciamo presente anche 2 aziende, Ferretti e i cantieri San Lorenzo, si quoteranno in borsa. Altro punto interessante di questa stagione. Abbiamo 60 secondi sulla Tazzulelle Caffè per sintetizzare il punto Carige. Ricordiamo, la Tazzulelle Caffè è il caffè che i presidente Carige avrebbero potuto permettersi di offrire al Presidente della Regione, se non ricordo male. Sì, correttissimo. La liquidiamo in fretta, nel senso che adesso c'è da lavorare, nel senso c'è stata il venerdì 20 l'assemblea della banca, è passato l'aumento di capitale, ci possono essere 2 o 3 aneddoti che ne parleremo la prossima settimana un po' meglio. È un segnale importante perché adesso finalmente la banca può mettersi a lavorare tirando un attimo il fiato su queste tematiche extra operative. Insomma, vediamo un po'. Adesso oltre il caffè magari ci scappa anche un cappuccino e una brioche. Non sarebbe quindi, male, davvero. vediamo, perché il tema poi interessa oggettivamente ai dipendenti in senso assoluto, certo, ma interessa tanto al territorio. Per territorio intendo la cittadinanza in generale, ma tutti quelli che sono i correntisti da un lato, gli investitori è un tema delicato, lo dico tra un attimo, e certamente le imprese e gli artigiani che si muovono grazie al sostegno delle banche per l'operatività quotidiana. Per gli investitori ovviamente il tema è che l'operazione in sintesi è stata piuttosto pesante per chi ha fatto gli investimenti negli anni passati. Certo. Non ne nominiamo nessuno in particolare, però è un'operazione
un'operazione che è stata sostenuta integralmente poi da questi signori. Il governo, lo Stato è intervenuto in altre maniere. Insomma, vediamo adesso di rimetterla veramente in sesto, perché per il territorio è fondamentale. In un minuto la sintesi delle notizie principali dalla Liguria, poi torniamo a parlare di economia, società e finanza. A tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado, dal 5 ottobre arriva a Milano per la prima volta in Italia Nikola Tesla Exhibition, una mostra con macchine interattive dai progetti Tesla, visita guidata gratuita inclusa nel prezzo del biglietto, mostratesla.it. Oggi i supereroi dell'auto mi hanno salvato! Racconta? Ho portato la mia vecchia auto da Macciò, l'hanno sollevata con un dito, ci hanno guardato dentro con i loro raggi X e con i loro superpoteri l'hanno riparata. Incredibile! Invece a me la settimana scorsa hanno letto nel pensiero proponendomi l'auto che ho sempre desiderato a condizioni super! Da Macciò trovi auto nuove, usate e a chilometri zero, l'officina, il centro revisioni e il gommista. Ti aspettiamo in via Cornigliano 189 Rosso a Genova. Macciò, super, dal 1935. Life a Marina di Varazze. Pizzeria, hamburgeria e cocktail bar. La location ideale per le tue feste, per i tuoi compleanni e per ogni altro tipo di evento. Menù personalizzabili, aperti tutti i giorni. Life Food and Drink a Marina di Varazze. Tutto il buono della Liguria lo trovi alla Coop. Il nostro territorio è la nostra ricchezza, per questo da sempre siamo al fianco dei produttori locali. Fino al 6 ottobre trovi i prodotti dei marchi liguri più rinomati a prezzi scontati. Promozione valida in tutti i punti vendita di Coop Liguria. Una voce intensa, unica, amatissima da sempre, proprio come lei. Fiorella Mannoia ritorna live a Genova con Personale Tour, martedì 15 ottobre al Teatro Carlo Felice. Che sia benedetta. Un repertorio immenso di canzoni di oggi e di ieri, tutte da ascoltare, da cantare e da vivere insieme a una grande protagonista della musica italiana. Fiorella Mannoia al Teatro Carlo Felice, in collaborazione con Radio Babboleo. Info su 2000grandieventi.it. Babboleo News. Cosa succede in Liguria? 2 ore di sciopero domani proclamate dai sindacati di Wärtsilä, azienda finlandese specializzata in propulsioni navali e generazione di energia, che ha sede nella zona delle riparazioni navali del porto di Genova. Stop dichiarato contro gli esuberi del gruppo, che colpiscono anche la sede del capoluogo ligure. Iren ha predisposto il nuovo piano industriale 2019-2024 con un margine operativo lordo atteso di 1,07 miliardi di euro a fine periodo, pari a 200 milioni in più rispetto al 2018. Lo ha annunciato il gruppo operativo a Torino, Vercelli, Genova, La Spezia, Piacenza, Parma e Reggio Emilia e nelle relative province. Gli investimenti previsti salgono da 3 a 3,3 miliardi di euro e l'utile atteso al 2024 è pari a 300 milioni. Incidente in mattinata a Genova che ha coinvolto un bus AMT della linea 89 a causa della rottura dei freni. L'autista, dopo aver fatto manovra al capolinea in via Papa Giovanni XXIII, si è reso conto che l'impianto frenante non funzionava adeguatamente. Il mezzo, senza controllo, dopo aver divelto un muretto e urtato un'auto, si è fermato su un piazzale antistante la strada. Ferita la persona a bordo dell'auto. Martedì 24 settembre è stato segnalato dall'ASL 3 a Genova un caso importato di dengue, malattia infettiva trasmessa da un particolare tipo di zanzara. Il virus, presente in paesi tropicali e subtropicali, non viene trasmesso da persona a persona. A titolo precauzionale è stata però adottata un'ordinanza per attivare le misure di profilassi e abbassare la densità della zanzara tigre nella zona in cui ha sede il luogo di lavoro del cittadino infetto. Intervento di bonifica che interesserà diverse vie tra Albaro e La Foce nella notte tra oggi e domani. Babboleo News, economia e finanza. Dopo aver parlato in modo importante del Salone Nautico, quindi aver fatto il punto territoriale su un evento così importante, ci spostiamo, io e il professor Marco Cassinis, per parlare del mondo. E che succede nel mondo, professore? Andiamo in Inghilterra. Andiamo subito in Inghilterra. This court has already concluded that the Prime Minister's advice to Her Majesty was unlawful, void and of no effect. This means that the order in council to which it led was also unlawful, void
and of no effect. Beh, qui subentriamo il giudice Brenda Hale in questo caso che legge la sentenza. La Corte Suprema dice che è legale la sospensione del Parlamento britannico, che era la carta che si era giocata Boris Johnson. Ecco. Boris Johnson che era negli Stati Uniti con Donald Trump e c'è stato poi un siparietto. We respect the judiciary in our country. We respect the court. I disagree profoundly with what they had to say. I think it was entirely right to go ahead with a plan for a Queen's speech. This is a... That was a very nasty question from a great American reporter. Was that an American report? An American reporter. Was it very nice? I think a good one. But I think he was asking a question, to be fair, that a lot of British reporters would have asked. Ma un po' spiegata questa, professore. Ma sì, nel senso, il primo che parla appunto è Boris Johnson, che dice nella sostanza: rispettiamo la Corte Suprema, ma assolutamente siamo in disaccordo con la sentenza, ovviamente, perché poi le opposizioni hanno chiesto da subito le sue dimissioni, lui vorrebbe andare al voto, adesso si vede questa telenovela della Brexit. È carino il passaggio successivo, qui era Mr. Donald Trump, Donald. Che probabilmente andandoci a cena è anche divertente e simpatico, perché lui ha preso il report e gli ha detto: ah, ma che battutaccia, sei stato proprio cattivo, e gli hanno detto ma è un americano. Ah, ecco, un americano, ecco. Nasty question. Sì, nasty. Quindi un siparietto, ma ovviamente ci accodiamo, sembra la barzelletta, c'è un inglese, un americano e un italiano. Non è facilissimo capire la politica italiana neanche per gli italiani, quindi trovo molto difficile il vostro lavoro. Tuttavia, se, come diciamo in Italia, mal comune mezzo gaudio, vorrei dirvi che questo è un periodo in cui spiegare la politica nel mondo è un po' complicato per tutti. Oggi, se voi guardate il caos della Brexit, dicevo scherzando a Blair, sembra quasi organizzata da politici italiani. Che non è proprio il massimo. Insomma, è un'autoironia. Mi piacerebbe che ce ne fossero meno di questi riferimenti all'Italia. Questo è Matteo Renzi in un intervento con la stampa estera. Ha detto una cosa simpatica, però insomma mi piacerebbe fossimo presi a riferimento per altre cose. Ecco, i nostri due protagonisti qui, appunto Johnson e Trump, ritornano per altre due cose, ovvero Trump ha la minaccia di impeachment in questo caso. Country in the world, the best economy we've ever had, and she's talking impeachment. So I think that, and by the way, she hasn't even seen the... è una caccia alle streghe, secondo lui. Sì, lui ha detto: ma io questa telefonata al presidente dell'Ucraina non ho fatto niente di male, gli ho solo detto indaga un po' sul mio rivale, che magari lo trovi qualche cosa, è una cosa che mi serve, però non ho chiesto niente in cambio, non ho promesso niente, insomma opinabile la questione, vedremo come andrà. Invece, parlando di Boris Johnson, non tanto lui ma quanto la nostra cara Gran Bretagna, ecco, noi avevamo, io spero che alla fine gli ascoltatori non ci diano retta più di tanto, perché io avevo detto, parlando con lei, settembre è un buon mese anche per andare sì, a fare qualche vacanza, eccetera. Ecco, dipende con quale tour operator. Sì, correttissimo, perché la Thomas Cook, uno dei principali tour operator mondiali, ha lasciato a piedi oltre 600.000 clienti, che ovviamente avevano pagato. Quindi in paesi più civili probabilmente si sono trovati a piedi, ma poi non hanno dovuto ripagare. Ci sono altri paesi in cui sono un po' più spicci, che gli hanno detto pagate o non uscite dall'albergo, oppure dove sono stati cacciati dall'albergo, eccetera. Forse Thomas Cook non è un tour operator particolarmente italiano. Posso ricordare ai nostri ascoltatori quello che è successo con Todomondo, che era un tour operator. A lei sarà successo anche? È successo anche al sottoscritto, sì. Sono stato molto fortunato, devo dire. Sono stato uno degli ultimi rientrati con il volo giusto, eccetera, ma ho visto molte persone lasciate a terra. Credo che l'anno fosse il 2004-2005. È una cosa che capita spesso con i tour operator. Credo che i prezzi stracciati e la deregulation poi alla fine non facciano troppo bene. Risparmi da un lato, ma poi paghi dall'altro. Alla Gran Bretagna stessa era stato chiesto di intervenire per sostenere il debito della compagnia, hanno detto di no, adesso stanno spendendo, non dico l'equivalente, ma un sacco di soldi per rimpatriare con i voli aerei.
È un po' complicato. Si è parlato di Donald Trump, fulminato dallo sguardo di lei. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Come vi permettete di mangiarvi i miei sogni? Questo è un po' la Sì, mi avete la tolto sintesi. l'infanzia, ci state distruggendo come generazione. Questo come vi permettete è diventato un po' il Greta tormentone. Thunberg. Greta Thunberg l'ha ripetuto 4 volte nel suo discorso, con un pathos, un'enfasi molto forte che credo sia passata anche in questo caso. Il tema è quello dello sconvolgimento climatico e di tutta l'evoluzione di quello che sarà il pianeta in un'ottica green, verde. E qui c'è il nostro Premier Conte. Dobbiamo essere consci del dovere morale e politico di consegnare ai nostri figli un pianeta nelle migliori condizioni possibili. L'Italia, anche grazie al primato che vanta nel campo delle energie rinnovabili, è in prima linea nel contrasto al cambiamento climatico. L'Italia ha già centrato gli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati per il 2020 nell'Unione Europea. Entro la fine del prossimo anno siamo impegnati ad elaborare una strategia per la neutralità climatica entro il 2050. Cerchiamo di consegnare ai nostri figli il pianeta che abbiamo preso in prestito, questo è un po' il senso. Sì, questo è il senso. L'Italia si sta impegnando in quest'ottica, anche l'Europa sta fortemente investendo da questo punto di vista. È ovvio che ci sono anche i numeri di un tema che la BCE e Mario Draghi sottolineano. Sentiamo questo intervento appunto di Draghi. Dall'ultima audizione davanti a questa commissione, quest'anno lo slancio della crescita dell'area euro ha subito un forte rallentamento rispetto alle previsioni. La crescita reale del PIL ora si prevede sia dell'1,1% per il 2019, quindi con una revisione al ribasso dello 0,6% rispetto al dicembre 2018 e dell'1,2% nel 2020, anche qui con una revisione al ribasso dello 0,5% rispetto alle previsioni di dicembre. Siamo sempre a rincorrere. Sì, sta andando peggio del previsto. Fortunatamente qui non è colpa dell'Italia, quindi noi paghiamo dazi insieme ad altri. È la Germania che sta rallentando fortissimamente, crisi dell'auto in primis. Non so se questa convergenza tra Dieselgate, ambiente e cambiamenti proprio che stanno progettando i governi stia facendo fare cortocircuito tutto un settore industriale. Ovviamente dovremmo, noi che abbiamo un debito alto, con questi tassi di interesse sempre più bassi, lo spread adesso 140, 142, quindi stiamo risparmiando denaro, dovremmo impegnarci per riassorbire il debito. Probabilmente lei mi dice no, dobbiamo spendere. Io voglio fare più debito, voglio spendere, e secondo me lo dice anche il nostro Premier. Noi siamo per delle politiche espansive in materia economico-sociale, l'abbiamo rivendicato, ma credo che ci sia una diversa sensibilità in Europa, c'è una consapevolezza diffusa che le politiche di austerity del passato non sono assolutamente adatte a reggere questa congiuntura economica. La mia è un'opinione dell'ignorante e dell'uomo della strada. Beh, un però po' di lei... debito, un po' di infrastrutture, un po' di flat tax. Beh, iniziamo a dire che la sua carta di credito, lei mi dice sempre che corre. Sì, però sì. correranno anche le sue bollette della luce e del gas, perché pur con i controlli che ci sono cresceranno di mediamente, mi sembra un 2-3%. Quindi le famiglie più o meno tra i 500 e 600 euro per la luce e 1000 passa per il gas lo spenderanno anche quest'anno. Quindi deflazione. Insomma, da questo punto di vista no. E lei accennava giustamente alle grandi opere, la TAV, la Gronda, abbiamo un po' di cose interessanti. Allora, sul tema ASPI c'è una procedura. La procedura è in corso. Abbiamo acquisito anche i nuovi elementi, non solo relativi alle indagini, ma anche nuovi elementi di analisi che sono stati fatti da esperti e da chi nelle istituzioni è preposto a farli. Quindi arriveremo alla fine della procedura senza sconti
e scegliendo la soluzione migliore. Ecco qua la ministra De Micheli, giusto? Sì, ministra De Micheli per le infrastrutture sta portando avanti questo discorso. Quindi... Ribalterei il tutto sul territorio, sulla Liguria, ascoltando il governatore Toti. Incontreremo sicuramente il ministro, ci vedremo, avremo tanti temi di cui parlare, alcuni ahimè in sospeso da un tempo infinitamente lungo come la Gronda, su cui vedo nubi all'orizzonte, altre che spero si possano programmare di comune accordo e di cui questa regione ha bisogno. I nostri porti, nonostante la tragedia del Morandi, quest'estate hanno toccato picchi record sia per croceristi sia per contenitori, hanno bisogno di una risposta adeguata in termini di infrastrutture per essere competitivi. Infrastrutture che servono ai porti, ma non soltanto. No, abbiamo anche un ultimo pezzo di infrastruttura che ci serve, vediamo cosa dice il ministro a questo punto. Su quel tema, cioè sul progetto originario, noi stiamo valutando eventuali migliorie, ma è del tutto evidente che ricominciare progetti da zero determinerebbero delle conseguenze in termini temporali e realizzative che non credo siano compatibili con le aspettative del mondo dell'impresa ligure e in particolar modo delle esigenze di una straordinaria città di mare che ha bisogno di avere un supporto di infrastrutture importanti per poter far crescere ancora il porto. E bisogna fare presto. Bisogna fare presto. Solo una cosa a proposito di fare presto e di quello che è la comunicazione. La TAV ha tagliato il primo traguardo di 9 chilometri che sono già stati scavati dai francesi, quindi non si stava muovendo niente, tutto indietro. Alla fine, quando è caduto questo drappo, si vede che sta andando tutto avanti e adesso piuttosto velocemente. I temi di economia, di società e di finanza su Babbo Leo News. Cosa succede in Liguria? Con sottoscritto Fabrizio Valenza, con il professor Marco Cassinis ogni settimana, e do appuntamento a settimana prossima. Grazie, a presto. A 20 anni avevi cuore e fegato, ma non cervello. A 50 probabilmente avrai cuore e cervello, ma non fegato. A 30 hai cervello, cuore e fegato. Ora o mai più. Seat Leon, tua da 14.000 euro con fari full LED, cerchi in lega, vernice metallizzata, climatizzatore e cruise control, sia diesel che benzina. Seat Leon, scoprila anche a metano e su seatitalia.it. Il condominio di Nino. Chi è? Sono Nino, il portinaio. Qui